Davvero peccato per l'Akragas con una sconfitta incredibile, visto che la squadra agrigentina aveva pareggiato e addirittura passato in vantaggio con Parigi. Poi ancora Monopoli con Bay e altro pareggio. Al 78esimo però a chiudere i conti e firmare la beffa è Mercadante che assegna al Monopoli i 3 punti. I giovani biancoazzurri hanno combattuto per vincerla la partita, ma alla fine non sono riusciti a guadagnare nemmeno un punto. Il pareggio ci poteva pure stare, invece dobbiamo ancora una volta parlare di un'Akragas sconfitta in casa, anche se questo discorso di partita casalinga sta diventando anch'essa una triste farsa. Quello che conta sono i risultati che non arrivano da ben 14 partite consecutive. Inutile dire della delusione che ruota attorno all'ambiente biancoazzurro, che si è pure stancato di seguire le vicende legate alla società, visto che siamo all'inizio di una nuova settimana senza alcun passo avanti concreto. Così almeno sembra. Della stessa missione in Iran non si sa più nulla, se non che sabato è trascorso inutilmente. A questo punto forse è il caso di un silenzio stampa non dettato dalla società, ma come scelta dei giornalisti di non occuparsi più della questione societaria dell'Akragas, almeno fino a quando non ci sarà uno spiraglio che dimostri la reale intenzione di cambiare musica. Intanto l'allenatore di Napoli torna a caricarsi della responsabilità per l'ennesimo stop. Mi viene anche difficile commentare la sconfitta, mi assumo le responsabilità, però dobbiamo guardarci tutti quanti dentro e ognuno di noi deve rendersi conto di quello che può dare e che non dà, e che magari questo è un campionato serio, quindi le chiacchiere stanno a zero. E adesso potrei commentare la partita, potrei dire mille cose, però abbiamo perso la partita, onestamente ci metto la faccia io come sempre, però non so cosa dire. Mi dispiace che per quei pochi tifosi che sono venuti a vedere la partita, secondo me divento pure antipatico così, perché la gente magari dice sempre le stesse cose, però commentare la sconfitta è niente.